Bentornati sul canale dell'azienda agricola Vencio. Vi facciamo uno short oggi, dato che ci avevate scritto qualcuno nei commenti di far vedere un po' il lavoro finito nei kiwi, quindi la potatura e la legatura dei tralci, e già che ci siamo vi facciamo vedere anche la fase fenologica in cui sono entrati o stanno entrando i kiwi in questo momento. Ecco, questo come potete vedere è un po' la situazione che si è venuta a creare, quindi come vedete tutti i vari tralci sono stati legati e quindi sono andati a creare questa sorta di tunnel, e quindi abbiamo ordinato in modo più corretto possibile i vari rami, in modo tale da lasciare, appunto, come si diceva nel video che avevamo fatto, proprio questa zona centrale più libera possibile, in modo tale da permettere il passaggio poi dei trattori e dei mezzi. Inoltre siamo passati anche a dare una letamazione, quindi abbiamo dato un po' di concime organico al terreno, in modo tale che poi i kiwi possano andare ad assorbire appunto questi materiali per la prossima stagione. Questa è la situazione delle gemme, alcune devono ancora partire, altre, come vedete, hanno iniziato a muoversi, quindi stanno iniziando le fasi di ripresa vegetativa, ricomincia la stagione. Ovviamente da qui alle prossime settimane avremo un continuo aumento di questa presenza di nuovi germogli, proprio perché appunto le temperature piano piano si alzeranno e quindi da tutti questi rami ovviamente fuoriusciranno tutte le parti appunto vegetative. Ecco, come vedete, allora la situazione è questa: abbiamo tutti gli archetti, come dicevamo, belli ordinati, e i tralci, diciamo i rami, sono stati poi appunto fissati, come avevamo fatto vedere nel video, attraverso la presenza sul filo di ferro di questi appositi ganci. In questo modo appunto noi ci troviamo ad ordinare tutta la parte, diciamo, legnosa di quello che andiamo a ottenere di ogni pianta. Poi ovviamente la vegetazione andrà a coprire in parte questa zona centrale, perché ovviamente la vigoria dei kiwi è, diciamo, molto molto sviluppata, per cui andrà a crearsi un po' di volume ovviamente che dovremo andare a gestire in potatura verde. Ecco, questa è un po' la situazione che si è venuta a creare. Speriamo che sia stato abbastanza esplicativo come video e che sia, diciamo, di interesse appunto a chi ci aveva chiesto di andare un po' a far vedere la situazione e il risultato ottenuto attraverso il lavoro di potatura e di legatura dei nostri kiwi.